fuoco dappertutto e anche con le autoscale non si riusciva a entrare da nessuna parte. 24 famiglie evacuate per un incendio che ha impegnato nella notte ben 12 mezzi dei vigili del fuoco e circa 25 uomini. Le fiamme hanno divorato in poco tempo questi 2 appartamenti all'ultimo piano. L'allarme è scattato in via Petrarca a Gorgo al Monticano ieri sera poco prima delle 22. Questa mattina il primo sopralluogo dei vigili del fuoco con i colleghi dell'ufficio di polizia giudiziaria per tutti i rilievi del caso. Assieme a loro il sindaco e gli uomini della protezione civile. Lì c'era l'albero di Natale. Sì, guarda. Una devastazione totale. Devastazione, poveri. È stato un incendio un po' difficile perché a causa anche del vento che spirava, mi dicevano i primi capisquadra intervenuti, e anche delle condizioni del tetto ventilato in legno, quindi è stato abbastanza, diciamo, impegnativo. Con il rischio che le fiamme si propagassero anche agli edifici circostanti. Si pensa che da là il fuoco abbia attraversato velocemente il tetto. Al momento stiamo aiutando le famiglie a recuperare i generi di prima necessità per poter, diciamo, continuare la loro vita, e poi nei prossimi giorni, quando saranno messe in sicurezza le condizioni, potranno alcune famiglie rientrare sicuramente. Fra queste 24 famiglie alcuni potranno rientrare anche in tempi brevi. I vigili adesso stanno valutando la situazione per gli appartamenti sotto, ma penso che fino a lunedì risposte non ne abbiamo. Per fortuna tutti hanno una sistemazione. Tamponare, giusto che non entri acqua qua, con dei pannelli e un telo in via provvisoria, cioè che non entri più acqua in caso di pioggia. C'è da fare ora le verifiche sia degli impianti, perché l'acqua è entrata all'interno del condominio mancando la copertura, e anche delle strutture, e quindi nei prossimi giorni verranno fatte le verifiche sia statiche sia degli impianti elettrici e degli impianti anche di riscaldamento, quelli ancora che possono essere messi in funzione, per poter farli rientrare, ma si parla oramai nella prossima settimana. Forse per Natale dovranno stare ancora fuori allora. Spero che qualche famiglia possa rientrare, auguriamocelo così anche per loro.